La ribellione degli esclusi, la chiamata alle armi dei sindaci, la dichiarazione di guerra al governo. Quella che esplode è una vera bomba politica. Premessa, nel dicembre del 2019 il Parlamento assegna 8 miliardi e mezzo di euro a tutti i comuni italiani per la rigenerazione urbana. Potremmo fare molti interventi su quello che sono edifici pubblici, quindi i palazzi di proprietà pubblica, quelli che sono parchi, quelli che sono le piazze, le nostre pedonalizzazioni da realizzare, quelle che sono le viabilità, la sistemazione dei nostri centri e dei nostri quartieri, e per non parlare dei borghi per quanto riguarda i piccoli borghi. I sindaci si preparano a grandi interventi, ma al governo viene assegnato il compito di stabilire i criteri di ripartizione di questi 8 miliardi e mezzo di euro e nel gennaio del 2021 il governo Conte, a trazione PD e Movimento 5 Stelle, stabilisce di tagliare fuori tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti, esclusione riproposta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risultato? Il 91% dei comuni italiani resta a bocca asciutta, che significa il 70% del territorio e il 42% della popolazione. In Veneto, con tanti centri di piccole dimensioni e una bassa densità abitativa, vengono esclusi 503 comuni su 563, vale a dire l'89,34% del totale. In Veneto poi Vicenza è la provincia con più comuni esclusi, ben 106 che pesano per il 93%. Insomma, qui c'è una maggioranza che viene privata di una grande opportunità che andrebbe a beneficio dei cittadini. Lo trovo una forma scorretta perché tutti i comuni hanno pari diritto ad avere un contributo da parte proprio del governo. Non esistono comuni di serie A e comuni di serie B. Non siamo comuni di serie B, i nostri cittadini non sono cittadini di serie B, abbiamo anche noi diritto di ottenere in proporzione dei fondi destinati a una ripresa economica e avere una programmazione a lungo respiro. Per i sindaci, quella del governo è un'azione che scavalca le indicazioni legislative del Parlamento. Per questo oggi si rivolgono direttamente al Presidente della Repubblica. Stiamo battagliando, stiamo preparando, abbiamo già pronto il ricorso al Presidente della Repubblica perché riteniamo non corretto quanto fatto dal governo.